Assessore, il programma Cagliari Capitale Italiana della Cultura entra nel vivo. Quali eventi sono previsti? Gli eventi sono tanti, a caratterizzarli, a legarli insieme c'è sempre una logica di rete, di forte collaborazione tra istituzioni e realtà, l'apertura di rapporti profondi con prestigiose realtà e istituzioni, quali penso all'Ermitage, ma anche ovviamente la valorizzazione della nostra vivace e assolutamente preziosa scena locale. Iniziamo il 21, si fa per dire perché come ha ricordato lei già ci sono stati appuntamenti nel passato con una settimana ricca, con cicli di performance nelle case e addirittura di musica sui tetti, una novità e un inedito a cura di Pangea, la cura artistica di Valentina Esu. Proseguiamo con l'inaugurazione della Mostra del Cinema, con i laboratori creativi nelle piazze e nei giardini a cura di Mauro Sarzi, ma anche con l'inaugurazione della rassegna del lirico Torna al Civico e quindi del teatro lirico che ritorna dove è nato, ovvero nel teatro civico. Vi ricorderete, i cittadini e le cittadine si ricorderanno che nel 2013 abbiamo ricordato i bombardamenti del 43, adesso andiamo oltre, abbiamo ristrutturato il teatro civico ed è pronto per essere riutilizzato. Quindi sono tanti gli eventi, iniziamo anche con le produzioni e le residenze che sarebbe difficile citarle tutte. Un programma che coinvolge tutta la città. Assolutamente, perché poi il programma della capitale rafforza e lavora in vista di un'idea di città che è condivisa a tutti i livelli, quindi come il piano, la programmazione europea nuova o il piano triennale delle opere pubbliche lavora per la riconnessione, la ricucitura e la riqualificazione di porzioni del tessuto urbano, così fa la cultura interpretata nel suo senso più ampio ed esteso, ovvero come un filo capace di riconnettere, di ricucire e di gettare ponti tra realtà spesso distanti.